ritorna Sergio Todesco, perché qui a Spazio Lilla venerdì 1 dicembre alle ore 19 ci sarà Sergio Todesco come relatore e Marcello Mento che ha curato l'evento. No, mi sposto io, dai. Qua. Due microfoni. Uno e due. Buongiorno. Uno e due. Allora parlo io per primo semplicemente perché non ho niente da dire, e cioè sarò diciamo quello che stimolerà Sergio a parlare di un argomento importantissimo, di un personaggio veramente importante per la nostra città, per la nostra cultura, e non deve sembrare appunto una semplice, come dire, un modo di dire, perché stiamo parlando di un personaggio che veramente vive questa nostra città nel senso della continuità, da ciò che eravamo a ciò che siamo. Prego. Eh sì, perché Maria è stata, che io ho frequentato per lunghi anni, è stata veramente una presenza preziosa per Messina. E attraverso Maria riescono ad arrivare fino a noi forme lessicali pre-terremoto, che senza la sua presenza, senza la sua opera, avremmo definitivamente smarrito. Maria è stata una poetessa o una poeta, come ci diceva Katia, che ha praticato lungo l'intera sua vita, ci sono dei documentari che poi brandelli dei quali noi proietteremo durante l'incontro, e ha praticato il dialetto sentendolo come il suo linguaggio primario, se non addirittura unico. Il dialetto però in Maria era una lingua, alla stessa maniera con la quale lo era per Ignazio Buttita, per esempio. Buttita disse una volta che nel dialetto parlano le vite dei nostri morti, e Maria ci ha abituati a considerarlo così, cioè a declinare attraverso i suoi versi tutto quello che la cultura tradizionale messinese era riuscita a sedimentare lungo secoli di storia. Proprio in virtù di questa specificità, di questa preziosità, nel 2006, se non ricordo male, io che allora lavoravo in soprintendenza, l'ho proposta come tesoro umano vivente, realizzando un documentario di circa un'ora, adesso disponibile su YouTube. E ricordo che il presidente della commissione REIS, REI allora, Registro Eredità Immateriali, mi telefonò per dirmi: guarda, non c'è stato bisogno che noi esaminassimo il 1,5 chilo di documenti scritti che tu ci hai trasmesso, perché c'è bastato visionare questo video per dire che assolutamente andava iscritta nel registro dei tesori umani viventi, perché di Maria, oltre che la felicità linguistica, era importante anche la mimica, la gestualità, la maniera con la quale lei recitava le sue poesie, i lampi agli occhi, che la rendeva realmente un aedo contemporaneo, in grado di trasmetterci veramente l'anima della lingua siciliana. Proprio per questo poi, come Centro Studi Maria Costa, un'associazione della quale ho fatto parte come fondatore, ma dalla quale poi mi sono un po' allontanato, abbiamo curato questa opera omnia, raccogliendo tutto quello che in lingua siciliana Maria aveva scritto, tanto come poesia quanto come prosa. E secondo me rimane una pietra miliare di infatti venerdì poi, cultura siciliana venerdì 1, to 1 dicembre, Metteremo una bella lente di ingrandimento. non diciamo tutto, ecco. Certo, assolutamente. Va bene. Okay. Grazie Davide per questa opportunità, questa possibilità. Che Sergio dedica il suo tempo a noi e a Maria Costa.